Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati a Cambio Gioco, la settimana per la prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico, organizzata da Ulsei Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IEM. Ringraziamo i molti enti che hanno concesso il patrocinio a questa settimana della prevenzione e i molti partner e media partner che ci stanno aiutando a diffondere questa iniziativa in tutta Italia. Ci troviamo all'interno del Barco Teatro di Padova, stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'Ulsei. Come già sapete c'è un sito dedicato a questo evento, a questa intera settimana di formazione e cultura. Il sito è www.cambiogiocoulsei.it. Sul sito restano a vostra disposizione tutti i video degli incontri con i nostri esperti e inoltre potete scaricare tutto il materiale promozionale e anche l'intero programma. Ringraziamo le molte persone che da tutta Italia stanno interagendo con noi, ponendo delle domande ai nostri esperti, commentando le dirette e anche rilanciando sui propri canali social la nostra iniziativa. Salutiamo anche il pubblico che ci sta seguendo in presenza e salutiamo anche la dottoressa Amelia Fiorin che ci ha raggiunta qui, è la responsabile dell'unità operativa semplice del SERD di Castelfranco Veneto. Benvenuta dottoressa Fiorin, grazie di essere a Cambio Gioco ancora una volta. Al termine dell'intervento della nostra ospite di oggi, la dottoressa Fiorin ci aiuterà a fare una prima riflessione e eventualmente a porre anche una prima domanda alla nostra relatrice. Prima di addentrarci nell'incontro di questo pomeriggio, lascio la parola per un saluto istituzionale alla dottoressa Barbara Battocchio, dirigente psicologo dell'Ulsei Euganea. Grazie dottoressa, a lei la parola. Grazie, intanto ringrazio tutti i presenti, ma anche le numerosissime persone che abbiamo online. Ieri sera abbiamo visto che abbiamo avuto più di 1300 visualizzazioni, quindi siamo molto contenti di come è iniziata questa settimana. Quindi porto i saluti da parte del Dipartimento Dipendenze dell'azienda Ulsei Euganea, con oggi appunto questa seconda giornata di questa terza edizione della settimana della prevenzione, che ha un po' l'obiettivo di diffondere e di creare nuova cultura. Oggi si parlava stamattina di humus, mi è piaciuta molto come parola. L'idea, quindi connettiamoci proprio con l'idea che attraverso il collegare, il mettere assieme pensieri, idee, ma anche si parlava ieri di sguardi, crea quella cultura che ci permette di crescere come individui e di proteggerci anche da alcuni comportamenti. Quindi io oggi velocissimamente veramente auguro a tutti un buon ascolto e ai relatori un buon lavoro. Grazie. Grazie dottoressa, e dopo il suo saluto c'è anche quello della dottoressa Maria Teresa Gallea della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, che ringraziamo per essere qui a sua volta. Buonasera a tutti, vi porto i saluti del segretario provinciale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale di Padova, che è il dottor Antonio Broggio, che oggi si trova all'estero e non può essere presente e mi è delegato appunto per portarvi i suoi saluti. Innanzitutto ci tengo a fare i complimenti perché ho preso visione del vostro programma e di questa terza edizione che è davvero ricca e fitta di eventi, ma soprattutto della qualità delle relazioni che avete messo in programma, quindi i nostri complimenti. E come diciamo esperienza che vogliamo portare qui in questo momento come medici di medicina generale ci rendiamo conto di quanto possa anche il nostro ruolo essere fondamentale per intercettare determinate situazioni di cui veniamo a conoscenza direttamente ma spesso indirettamente attraverso i familiari di persone che appunto possono trovarsi nelle situazioni di cui parleremo questa sera e quindi diamo la nostra piena disponibilità anche eventuali progetti, percorsi, come avviene per tante altre situazioni all'interno della nostra azienda Ulsei, proprio per cercare di essere il più possibile di supporto e poter dare anche delle prime risposte e indirizzare queste persone verso i servizi di cui poi possono essere seguiti e presi in carico. E quindi vi ringrazio per l'invito di questa sera, auguro a tutti un buon lavoro e rinnoviamo la nostra disponibilità. Grazie dottoressa per il suo saluto, ma anche per il richiamo al tema della connessione delle reti.
come ha fatto pure la dottoressa Battocchio, perché ci sta molto a cuore questo concetto del mettere in comunicazione fra loro servizi diversi e tutte le persone che possono avere un ruolo nella prevenzione e nella promozione della salute. Di reti parliamo anche questo pomeriggio, infatti il titolo di questo incontro si chiama proprio Dai danni da gioco d'azzardo alle reti familiari e sociali. Abbiamo con noi per parlare di questo tema Daniela Capitanucci, psicologa psicoterapeuta e presidente di AND Azzardo e Nuove Dipendenze APS. Grazie dottoressa Capitanucci per averci raggiunti un'altra volta a Cambio Gioco. Daniela Capitanucci nel 2024 è stata insignita dell'onorificenza di grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha moltissime competenze, si dedica alla sensibilizzazione, alla formazione, alla clinica, alla ricerca, alla prevenzione e ha pubblicato oltre 140 contributi scientifici e ha anche contribuito a fondare AND Azzardo e Nuove Dipendenze APS, di cui è presidente. Oggi parliamo con lei proprio di gioco d'azzardo, ma soprattutto dell'importanza della connessione tra servizi e reti familiari. La ringraziamo veramente di cuore per essere ancora qui a Cambio Gioco, però prima di passarle la parola ricordo a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa che potete porre eventuali domande sia commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione 370-318-6802. Lascio quindi la parola a Daniela Capitanucci e auguro a tutti buon incontro. Grazie Marco per questa introduzione, grazie moltissimo per l'invito che ho accettato davvero di buon grado e ringrazio anche i dirigenti dell'ULSS 6 per la costanza con cui Cambio Gioco per la terza annualità viene realizzato, un impegno molto gravoso e credo anche di grande soddisfazione. Devo dire, quando Marco mi ha contattato proponendomi il tema di quest'anno, connettiamoci la rete come patrimonio di salute, devo dire che sono un po' rimasta senza parole, perché ho trovato, pensando soprattutto ai familiari dei giocatori patologici, ma non solo, alla comunità più allargata, che è un tema molto sfidante, che mi ha davvero suscitato moltissime riflessioni. Innanzitutto, sicuramente la rete può essere patrimonio di salute e fonte di salute, ma anche può essere causa di perdita di salute. E quindi la mia riflessione si è focalizzata sul fatto che il danno gambling correlato si trasmette attraverso le relazioni sociali e i legami, quindi proprio attraverso la rete. In altre parole, chiunque in relazione con un giocatore costante e non occasionale sperimenterà dei danni di varia natura, li vedremo poi nel dettaglio, e questi danni saranno più o meno severi a seconda dell'intensità, della tipologia e della durata della relazione che si ha con il giocatore. Badate bene che stiamo parlando non solo di relazioni di natura affettiva, quindi relazioni familiari, ma anche lavorativa, ma anche professionale, ma anche in circostanze magari del tutto occasionali, e vedremo anche degli esempi di come questo impatto può essere altrettanto importante. Quindi una prima riflessione viene spontanea sul fatto che certamente anche questa rete manomessa, danneggiata, e non soltanto il giocatore come individuo, necessita innanzitutto di essere riconosciuta per i danni subiti, ma anche poi necessita di interventi riparativi, ma anche preventivi, per tornare ad essere in salute. Sostanzialmente, sicuramente connessioni per riabilitare. Ecco, a livello più allargato della comunità è necessario però che anche la rete sociale, la comunità, prenda una posizione e modifichi la sua indifferenza che oggi caratterizza l'approccio generale nei confronti non solo del giocatore, ma soprattutto, direi, delle persone che gli vivono accanto. Perché appunto l'impatto
l'impatto, e questo dobbiamo tenerlo bene a mente, non è soltanto sul giocatore, ma colpisce anche altri. Queste sono 2 foto che io ho fatto in giro, non sono prese da internet, le ho fatte in un supermercato, una in un bar, in un'altra, dove, come dire, l'indifferenza della rete emerge e ci fa capire come anche il problema del gioco d'azzardo di qualcun altro non può non riguardare tutta la collettività. Parto con un video, che è un video spagnolo di parecchio tempo fa, sul quale si possono fare tante riflessioni. Possiamo vederlo e poi lo commentiamo insieme. ¿Qué tomas? Nada. ¿Una Fanta? Cóbrese de aquí. Tú quédate aquí. No te muevas. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo andas? Mira, a la de hoy te invito yo. Los 2 euros para ti. Avante. 1, 2. ¿Para qué? Coño, ¿que para qué? Para que te compres lo que te dé la gana. Voy. ¿Tú no has oído que el dinero hace la felicidad? ¿Qué pasa? Sí, hombre. ¿Qué haces? ¿Me estás quitando el dinero? Dámela. ¿Qué haces, te digo? Ecco, quello che ha colpito me in questo video è che evidentemente oltre alla giocatrice abbiamo una vittima collaterale, e questa vittima collaterale è il figlio. L'altra cosa che mi colpisce è che questa trascuratezza, questi abusi, questo essere non visti non capitano in un luogo privato dove è difficile riuscire a intercettarli, sono sotto gli occhi di tutti, nell'indifferenza generale. Quindi chiunque frequenta quel bar evidentemente può osservare questo genere di trascuratezza, e la rete, la comunità, non si interessa del bene del minore. Non posso pretendere che il barista se ne occupi, ma sicuramente il barista entra in uno scambio dialettico con questo bambino. Questo era un video spagnolo, ma queste situazioni sono all'ordine del giorno. Se ci fermiamo in un bar
anche alle nostre latitudini, potrebbe succedere che osserviamo qualcosa di simile. Allora, devo fare una cornice perché non so bene quanti di voi hanno una totale dimestichezza rispetto al fenomeno del gioco d'azzardo, perché potrebbe essere una punta di un iceberg, un problema piccolo, no? Che riguarda poche persone, dunque perché preoccuparcene alla fine? Allora devo fare un balzo indietro e parlarvi un attimo di qualche dato di cornice. Questa è una slide che avrete trovato più volte, soprattutto presentata da Maurizio Fiasco, ed è praticamente l'evoluzione del gioco d'azzardo, del consumo, della vendita di gioco d'azzardo nel nostro paese dall'anno 2004 con 25 miliardi di euro fino ad arrivare al 2024, non ho aggiornato la slide, dove i miliardi sono stati 157. Ora, ci possiamo chiedere tutto questo flusso di denaro che tipo di conseguenze ha sulla collettività e sulla comunità. La raccolta non è la spesa, non sono le perdite, però per esempio quanto tempo ci vuole a giocare 157 miliardi di euro? Allora, se anche i soldi sono 20 miliardi, evidentemente 157 miliardi sono tantissime ore che questa madre, un padre, un amico, un fratello, un nonno tolgono ad altre attività. E questo bisogna che ce l'abbiamo in mente. Una cosa che è piuttosto sconvolgente, questo è un lucido tratto dal Sole 24 Ore del 27 ottobre 2024, è la narrativa di questa evoluzione del mercato che abbiamo visto essere molto in espansione, perché viene descritta come una storia di successo. L'Italia, pensate, fonte Sole 24 Ore, occupa una posizione di eccellenza nel panorama europeo. Questo dato del 2023 ci dice che gli italiani avevano perso 20 miliardi di euro ed erano al primo posto in Europa per soldi persi, ben prima del Regno Unito, che tutti pensano, no? Chissà che grandi scommettitori sono questi inglesi, ben quasi il doppio della Germania, della Francia e della Spagna, per non parlare di altre realtà molto più marginali come i Paesi Bassi e la Romania. Ecco, come si fa a livello comunitario a distorcere una comunicazione dicendo che è successo mondiale, europeo, 20 miliardi spesi, persi, questi sono proprio quelli persi al gioco. Una immagine che ho trovato su internet e Facebook, io sono ahimè una boomer, per cui le cose le vedo, dico oh, che bella cosa, poi non me la salvo e la perdo, quindi l'ho dovuta riproporre. Ma perché ve la faccio vedere? Perché c'era questa interessante figurina che diceva uno che guida, qui stavano parlando di alcol, e notare bene alcol, dipendenze, addiction eccetera, uno che guida da sobrio va diritto per la sua strada mentre la guida in stato d'ebbrezza è un po' tutta storta. Però cosa succede invece se siamo in presenza di buche e ostacoli? Che quello che guida in stato di ebbrezza probabilmente finisce dentro, in tutte le buche, in tutti gli ostacoli, senza avere molta contezza. Chi invece guida da sobrio deve per forza impegnarsi per evitare queste buche. Cosa c'entra questo con il gioco d'azzardo? Noi siamo passati da una Italia fino a 20 anni fa, dove il gioco d'azzardo era offerto sul territorio in maniera veramente marginale, perché c'erano i 4 casinò, c'era il totocalcio la domenica, c'era qualche veramente poca possibilità di giocare, c'erano un po' di lotterie, a un
situazione dove queste trappole dell'azzardo sono disseminate nel territorio praticamente dappertutto. Andiamo a bere un caffè al bar e sentiamo il drin-tron della macchinetta, andiamo al supermercato a comprare la spesa e ci offrono gratta e vinci. Allora, non siamo attrezzati alla capacità di evitamento di queste trappole che sono state nell'arco degli ultimi 20 anni un po' disseminati dappertutto, per cui, come dire, dobbiamo fare molta attenzione perché la guida ordinaria alla quale noi eravamo abituati non è più quella. Dobbiamo guidare con grande più attenzione per evitare queste trappole dell'azzardo. Ora, la letteratura straniera soprattutto ci dice che il gioco d'azzardo non è un prodotto qualunque. Lancet, la rivista famosa nel mondo per la sua valenza scientifica, nel 2024 ha proprio documentato questa realtà. E quindi si sta andando verso una cornice teorica che cerchi di contabilizzare quelli che sono i danni da azzardo. Sostanzialmente bisogna un po' uscire, secondo questa cornice teorica, dalla idea che il danno riguardi soltanto gli individui. E badate, questa è una narrativa che piace molto all'industria. Di recente una grossa associazione di categoria di esercenti e concessionari di macchinette ha fatto un accesso generalizzato agli atti, alle ASL, per chiedere quanti pazienti fossero in carico per il disturbo da gioco d'azzardo. Perché dicono: vi state inventando un problema che non esiste. Mentre noi sappiamo, e questo vale per tutte le dipendenze, e nessuna eccezione fatta per il gioco d'azzardo, che le persone che si rivolgono ai servizi in cerca di cura sono solo la punta dell'iceberg. Quindi in realtà dire quanti sono in trattamento non ci dà la misura del fenomeno. La misura del fenomeno ce la dà la Sabrina Molinaro, che è venuta ieri sera, che con il CNR di Pisa fa delle indagini epidemiologiche sulla popolazione, non sulla popolazione che accede ai servizi. Quindi dicevamo, una visione del danno basata soltanto sull'individuo e sui sintomi che porta l'individuo evidentemente non è sufficiente a contabilizzare questo danno. Il rischio, infatti, come abbiamo visto da quello che è successo al bambino prima e come vedremo in seguito per le altre categorie danneggiate, si estende anche alla popolazione, alla comunità e alla società in generale. Tra l'altro è molto complessa questa teoria perché evidentemente non è un fattore causale semplice, ci sono tanti fattori che intercorrono tra di loro. C'è il fattore dell'ambiente di gioco, c'è il fattore dell'esposizione al gioco, c'è il fattore delle tipologie di giochi offerti, delle risorse sociosanitarie a disposizione per curarsi, e poi ci sono anche altri tipi di fattori, quelli culturali, quelli sociali, quelli biologici e psicologici. Evidentemente tutti questi fattori interagiscono tra di loro e molti di questi hanno a che fare con la rete, cioè con l'ambiente dove vivono le persone. Qual è il valore di questa cornice? Che assume il danno come principio organizzativo, cioè sostanzialmente parte dal dire: vediamo questa offerta, per come è offerta, che tipo di danni va a produrre, e quindi ci consente l'analisi dell'impatto del gioco d'azzardo considerando, dicevamo, non soltanto i costi e benefici per il giocatore ma anche per la comunità, la famiglia, e cercando di stimare questo danno. Vedete, questa è una figurina, ma ci fa capire come sia veramente difficile riuscire ad arrivare a una semplificazione così minimalizzante. Per riassumere, Jim Orford, che è uno studioso inglese che da tempo si occupa di dipendenze e di danni ai familiari alla rete, sostanzialmente dice che anche se le ragioni del danno sono molto complesse, abbiamo visto la complessità,
Più un prodotto è fornito in una forma accessibile e maggiore diventa il consumo e conseguentemente anche maggiore l'incidenza e la prevalenza del danno. L'altra cosa che dobbiamo considerare è che la pratica di gioco d'azzardo si snoda attraverso un continuum, per cui non è tutto o niente, zero o tantissimo, ma ci sono tutta una serie di passaggi, per cui ci sono persone che giocano in modo occasionale, in modo non problematico, in modo ricreativo, quindi hanno un uso poco frequente e secondo questo paradigma ci sono pochi problemi. Badate bene, è sempre un consumo che comporta una possibilità di rischio, per cui il rischio non è mai zero. Praticando un gioco d'azzardo, soprattutto alcuni giochi d'azzardo che hanno delle caratteristiche specifiche di rinforzo intermittente del comportamento, quindi apprendimento del comportamento di gioco, è comunque un qualcosa da attenzionare. Però tutto sommato può essere qualcosa che dà luogo a pochi problemi. Poi c'è, come dire, uno scivolamento verso un gioco a rischio, anche se non diagnosticato, cioè sotto soglia diagnostica. E poi abbiamo il gioco problematico, patologico, compulsivo, quello da DSM, quello che vediamo nei nostri ambulatori. Quello che ci diceva la Dusseur è che è orientativo. Cos'è che fa la differenza? È la perdita di controllo sul proprio comportamento, perché è chiaro che se io perdo il controllo sul comportamento avrò dei danni più o meno ingenti. In altre parole, la Dusseur dice che quandunque io giochi più denaro, più a lungo, più spesso, sia di quello che io ho previsto, quindi di quello che intendevo, ma anche di quello che mi posso permettere, è certo che io avrò un danno dal mio comportamento. Badate bene, non è necessario giocare tutto lo stipendio o stare 8 ore continuative. Può già essere una perdita di controllo, ad esempio, decidere di giocare 5 euro e poi giocarne 15. Magari che i 15 euro volevo andare a bere l'aperitivo, lo spritz questa sera, ma se li ho giocati a quel punto torno a casa diretto e questo già incide sul mio stile di vita. Lo stesso vale evidentemente per il tempo. Se io avevo deciso di giocare solo 5 minuti, capirete che se invece sto un quarto d'ora, magari timbro 10 minuti in ritardo al lavoro. Di per sé non è una questione di vita o di morte, però sono già 10 minuti che io devo recuperare alla sera. È già un primo campanello d'allarme che mi dice che anche un gioco occasionale sta diventando qualcosa su cui sto perdendo il controllo. È chiaro che la persona che manifesta un disturbo da gioco d'azzardo perde totalmente la libertà di astenersi, non è più libero di non giocare, e in questo anche l'offerta che c'è nella comunità in cui anche i giocatori con diagnosi debbono vivere, cioè con questa esposizione costante a giochi d'azzardo, evidentemente è una sollecitazione molto violenta. Anche se sono molto motivati a smettere di giocare d'azzardo, immaginate essere a dieta e camminare in mezzo alle pasticcerie o alle rosticcerie. È chiaro che diventa difficile anche per chi si vuole riabilitare. Sul versante opposto sono state studiate da gruppi stranieri sempre le caratteristiche del vero, fra virgolette, gioco d'azzardo a basso rischio, e mi veniva da sorridere perché mi piacerebbe sapere quanti realmente giocano in questo modo, perché dicono: quanti sono i soldi che si possono giocare? L'1% del reddito familiare mensile lordo. Quindi 1% vuol dire 1 euro su 100, se io guadagno 100, se io guadagno 1000 sono 10 euro. Non so quanti dei nostri giocatori, ma anche i giocatori non con diagnosi, stanno in questo limite. Quanto spesso si può giocare? Non più di 4 giorni al mese. Bassino. E quanti giochi? Non più di 2 tipologie di giochi d'azzardo.
Ecco, l'altra cosa importante da ricordarci, questo ce lo dice l'Istituto Superiore di Sanità, ultima ricerca, purtroppo prima e ultima per ora nel 2018, sarebbe ora di replicarla anche perché c'è stato il Covid, c'è stato l'incremento dell'online, quindi una ricerca ancorché unica, molto datata, è che in realtà in Italia noi abbiamo almeno 1.500.000 giocatori patologici. E questo cosa vuol dire? Tornando ai nostri prossimi che vengono impattati, vuol dire che noi abbiamo almeno altre 7 persone che vengono coinvolte dal gioco di qualcun altro e quindi immaginate, se stiamo soltanto sui giocatori con diagnosi, noi stiamo parlando di 10 milioni abbondanti di persone che scontano gli stessi problemi, lo stesso impatto, le stesse conseguenze che sconta il giocatore. Allora 10 milioni di persone sono un sesto della popolazione italiana. Non è poco. Se poi andiamo ad aggiungere anche quell'ulteriore quasi altri 10 milioni dei giocatori, parenti, familiari, conoscenti, datori di lavoro, colleghi di lavoro, dei giocatori a rischio, siamo quasi a 20 milioni di persone. Un esercito sommerso, silenzioso e nessuno dice niente. Come si manifesta questo danno? Dicevamo che il contagio si trasmette attraverso le connessioni sociali. Sicuramente i primi a essere impattati sono i familiari del nucleo ristretto, il bambino che abbiamo visto prima, però non sono indenni la famiglia allargata, non sono indenni gli amici, non sono indenni i conoscenti e anche i danni si riversano sulla collettività più ampia. Ora qui vado più veloce, nel senso che vi mostro un altro video perché ancora una volta trovo intollerabile che i soggetti fragili, ancora una volta i bambini, non vengano tutelati, non vengano attenzionati come persone che patiscono dei gravi danni di salute da questo tipo di situazione. Quindi possiamo vedere il video Il mio papà. Questo è un video che è stato fatto nell'ambito di un progetto in Regione Lombardia, quindi un video finanziato dalla Regione, che voleva proprio spostare dal giocatore ai soggetti fragili che dipendono dal giocatore un po' l'attenzione. Il mio papà si chiama Alfredo, ma lo chiamano tutti Alfredo. Ha 42 anni, i capelli castani, gli occhi marroni e una barba insopportabile, perché mi fa sempre i puntini rossi quando mi dà i baci. A me piace però. Il mio papà è abbastanza alto e piuttosto robusto. Ha un grosso pancione perché è goloso di dolci come me e non riesce a resistere. Il mio papà lavora in una fabbrica che produce oggetti in legno e lavora tante ore al giorno. Prima mi portava lui a scuola al mattino e tornava a riprendermi durante la sua pausa pranzo. Poi però un giorno aveva troppo lavoro da fare e non è passato.
Il mio papà è un appassionato di calcio e tifa la Roma come me. Prima la sera guardavamo sempre la TV insieme e quando c'erano le partite importanti potevo stare sveglio fino a tardi con lui e gridare forte: Forza Roma! Adesso però lavoro fino a tardi a sera. E io quando c'è la partita lo aspetto. Ma lui non arriva mai. Allora me ne vado a letto, perché senza di lui la partita non mi piace più vederla. Mi metto a letto un poco triste e penso che mi dispiace che il mio papà fa tutti questi sacrifici per me. Anch'io cerco di risparmiare e quando ho qualche soldino che mi regalano i nonni, li metto nel salvadanaio. È già molto pesante e di sicuro per Natale avrò risparmiato abbastanza da fargli un bel regalo. Se lo merita davvero il mio papà, perché lui è forte, e coraggioso, perché lui è forte, il mio coraggioso, il mio supereroe, perché lui è forte, perché lui è forte, e coraggioso, il mio papà, il mio supereroe, il mio papà. Ecco, quanti sono i bambini che sono in una situazione simile a questo, molto spesso sottaciuta. I sintomi sono sintomi generici, cambio di performance a scuola, un prima e un dopo, mancanza di soldi per le gite, a volte situazioni di depressività che arrivano magari anche alle attenzioni delle neuropsichiatrie infantili, si vede il problema ma non si sa che cosa sta a monte. Un recentissimo studio pubblicato nel 2025 ha messo in luce e quantificato i danni derivanti dal gioco d'azzardo passivo nella popolazione generale, quindi non solo tra i familiari e tra gli amici, e i risultati che hanno ottenuto questi ricercatori hanno mostrato che un adulto su 20 in un campione rappresentativo della popolazione aveva riferito di essere stato danneggiato negli anni passati da un comportamento di gioco d'azzardo di terzi, e di questi soltanto 1 su 7 aveva cercato aiuto nonostante i sintomi che sperimentava fossero abbastanza importanti, per cui sintomi depressivi, sintomi ansiosi, consumo di alcolici, consumo di tabacco e di droghe. Ma che cos'è la tassonomia dei danni? Alcuni studiosi si sono proprio messi a metterli nero su bianco, uno in fila all'altro, quali sono questi danni che subisce il giocatore ma anche i prossimi del giocatore, quindi chiunque è nella rete in legame con un giocatore. Adesso vedremo le dimensioni che vengono impattate e vedremo anche il fatto che c'è una declinazione temporale di questi danni, quindi ci sono
sono danni generali, ci sono dei danni che emergono in una fase critica, ma ci sono danni anche che purtroppo non passano nemmeno quando la persona interrompe il suo comportamento di gioco d'azzardo. I danni generali sono quelli che sono stati definiti come quelli che si osservano a qualsiasi livello di gioco d'azzardo costante e non occasionale, quindi per esempio una maggior trascuratezza, una svagatezza, una minore attenzione, un minor richiamo alle responsabilità. I danni nella fase critica sono quelli più gravi, sono quando uno ha toccato un po' il fondo del barile, è il momento in genere quando la persona ha chiesto aiuto proprio perché spesso si trova a fronteggiare dei danni catastrofici. E i danni ereditati invece sono quelli, dicevamo, che permangono anche dopo la cessazione del comportamento. E che tipo di danni sperimenta chi entra in contatto con un giocatore d'azzardo? Può sperimentare dei danni a livello economico-finanziario. Per esempio, pensate se il vostro amministratore di condominio avesse un problema di gioco d'azzardo e non lo sapete. Voi le rate le pagate, lui vi fa il rendiconto, l'assemblea lo approva e poi magari dopo 3-4 anni cosa succede? Emerge che il portinaio non è stato pagato la sua, come si dice, il suo TFR quando si è licenziato, piuttosto i suoi contributi, piuttosto non è stato pagato il giardiniere, la luce, tutto quanto. E a chi spetta poi di ripianare questi danni? Ai condomini. Immaginate, più si è prossimi e più questi danni sono gravi. Immaginate qualcuno che abita in una casa che è andata all'asta perché non sono state pagate le rate del mutuo. Evidentemente in un clima dove ci sono problemi economici, questo vale per i giocatori ma vale in generale, ci sono dei conflitti accesi nelle relazioni, quindi non è proprio l'atmosfera idilliaca che viveva il bambino che abbiamo visto nel secondo filmato, era molto più l'atmosfera tesa, nervosa che si vedeva nel primo filmato. C'è evidentemente un disagio emotivo e psicologico, si sta male, ci sono perdite in salute, iperfagia, problemi cardiaci, problemi di pressione, problemi di movimento, ci sono poi problemi grandissimi legati al lavoro. Quando il giocatore ha una occupazione lavorativa travolge anche altri nel suo gioco d'azzardo. Pensate appunto a un imprenditore che ha questo disturbo da gioco d'azzardo. E infine, ultimo ma non ultimo, la trascuratezza delle responsabilità che abbiamo già visto con i bambini che abbiamo visto prima, ma anche commettere attività criminali. Non sempre le attività criminali vengono denunciate perché magari ruba denaro alla collega di lavoro che non si accorge, nel portafoglio gli mancano dei soldi, forse avrò spesi e non mi sono accorta, lo stesso la moglie, ma anche quella è appropriazione indebita e comunque le cose vanno in questo modo. Quindi dobbiamo chiederci, questa situazione è un sostenibile danno collaterale? La comunità se lo può accollare, visto che non riguarda solo il giocatore e non riguarda solo la famiglia del giocatore, ma riguarda proprio la salute del tessuto sociale. C'è un altro brevissimo video, la testimonianza di questo comico che si chiama Vincenzo Emanuello, che ha avuto un serio problema col gioco d'azzardo. Ecco, vedete, in realtà è trasversale, questa patologia non colpisce solo qualcuno, ma può davvero colpire chiunque. E lui raccontava velocissimamente un po' la sua esperienza. Quindi vediamo questo breve video. Vinto la testimonianza del comico Emanuello che ancora dopo anni paga le conseguenze della sua passata dipendenza. Ho cercato di ironizzare quelle che sono le disgrazie che mi capitano. Al supermercato la fila col bambino dietro che ti dice papà posso prendere il cioccolato? No, non spendere soldi per niente.
poi ti ritrovi a dire quant'è? 20, allora mi dà 3 grazie vinci da 10, uno da 5, però il rimprovero al bambino è per il cioccolato. Io ero un ex artigiano, quindi avevo degli operai, diciamo che anticipavo quello che erano i miei tempi di lavoro, perché andavo già prima di andare al lavoro, andavo nelle macchinette diaboliche a spendere già quello che magari dovevo guadagnare dopo. Diciamo 200.000 e 200 ne sono rimasti, il buco sono 400. Alla fine non puoi accedere a nessun tipo di finanziamento, lavoro comunque, c'ho la famiglia da portare avanti, è stata dura, hanno capito, ne paghiamo tutte le conseguenze per colpa mia, però fortunatamente siamo ancora tutti assieme. Ecco, in 30 secondi ci ha detto due cose importantissime. Uno, i lavoratori dell'impresa edile che lui gestiva ovviamente sono stati tutti licenziati perché l'azienda è fallita e quindi lui ha chiuso. Ma anche lo sketch sul bambino alla cassa del supermercato con il padre, ci dice come il commercio dell'azzardo ha, come dire, preso un po' il posto di un commercio più sano, perché in realtà il papà compra l'azzardo al posto del cioccolato. Poi possiamo discutere che il cioccolato fosse sano per il bambino, però come dire, si compra azzardo e non si compra più qualche altra cosa. Ora, nel libro ci sono tanti casi di cronaca, lo potrete poi prendere, ma magari ve ne racconto uno che è particolarmente emblematico per la crudezza. Sono tutti casi che sono apparsi sulla stampa, no? Ma per la crudezza con cui si è esplicato. Ci sono 3 sequenze a seguito di un incidente su una statale. La prima sequenza è che in provincia di Bergamo, nella statale 91, sono passate da poco le 23 dell'8 settembre 2013, quando ai bordi della strada scoppia una rissa violenta fra 6 cittadini indiani, 4 di loro aggrediscono gli altri 2 con mazze e coltelli e alla fine uno di questi rimane riverso sull'asfalto. In quel momento, sventura sua, transita su questa statale una dottoressa, Eleonora Cantalamessa, di 44 anni, ginecologa che lavora in una clinica e che ha appena finito il suo turno di lavoro. È conosciuta e apprezzata, è una persona che è nota per la sua generosità e sensibilità, vede riversa a terra questa persona e quindi si ferma in quanto medico per prestare soccorso a questa persona per terra. Che cosa capita? Che gli altri prendono un'auto e per finire questo signore che era a terra investono il signore a terra e investono anche la dottoressa che muore sul colpo. Seconda sequenza di questa scena, è una storia vera, non dalla cronaca. Dopo pochi minuti giungono i carabinieri della stazione di Seriate, fuggono i 4 aggressori ma li ripigliano immediatamente e arriva anche una barista rumena, anche lei ha finito il suo turno di lavoro, assiste alla scena dell'investimento, scende per vedere se può fare qualcosa, chiede ai carabinieri se può essere di aiuto in qualche maniera, ma le dicono guarda non c'è più niente da fare, abbiamo già chiamato quel che dovevamo chiamare, quindi lei torna mestamente sulla sua auto. Nella concitazione era scesa, aveva solo accostato la portiera senza chiudere la chiave e risalendo si accorge con stupore che la borsa che aveva lasciato sul sedile è scomparsa. Terza e ultima sequenza. I carabinieri hanno adesso 2 delitti su cui fare luce, uno gravissimo, l'uccisione di queste 2 persone a terra, e l'altro ordinario ma anche straordinario e inspiegabile per il modo in cui è successo e la circostanza in cui è successo, un incidente stradale, uno si ferma per prestare soccorso. Non ci vuole però molto per venirne a capo. Il ladro commette un errore banalissimo. Effettua 2 prelievi con il bancomat della barista rumena, piccole somme, 100 e 200 euro, e le telecamere lo inchiodano. Un maldestro ladruncolo noto alle forze dell'ordine, qualcuno che magari passava di lì e tutti non gli davano retta e quindi ha messo le mani nella macchina della signora per rubargli la borsa.
un valore di un esperto tanto da farsi riprendere? No, immaginate lo sconcerto dei carabinieri quando riconoscono un loro collega, uno di quelli che aveva dato la caccia agli assassini e che era lì sul posto per prestare soccorso, ma che in quei pochi istanti aveva adocchiato la borsa incustodita e lo hanno preso mentre stava giocando gli ultimi spiccioli in una sala giochi lì in prossimità. Questo è solo un esempio, poi nel libro ce ne sono molti altri. Ecco, chiaro che il punto numero 1 è che dobbiamo garantire, e mi avvio alla conclusione, quantomeno la cura e l'assistenza alla rete che è impattata nella sua salute, nel suo benessere, nella sua qualità della vita ed è danneggiata, quindi non solo al giocatore ma sicuramente a tutte le persone che hanno subito un danno. Vanno contemplate, vanno calcolate e vanno assistite. Ma poi non si può non richiamare tutta la rete indifferente a implicarsi attivamente e concretamente per invertire la rotta segnata dalle lobby dell'azzardo, in primis la politica. Purtroppo è di questi giorni, e ne abbiamo sentite tante in questo periodo, dall'abolizione dell'osservatorio presso il Ministero della Salute alla fine del 2024, l'idea di abolire il fondo GAP, poi ripristinato, ma appena firmano l'accordo Stato-Regioni sulla riforma del gioco terrestre sicuramente lo cancelleranno di nuovo. Adesso stanno discutendo, no, questa riordino del gioco fisico, il riordino del gioco online, l'hanno discusso senza nemmeno chiedere ai territori che cosa ne pensassero. Allora, è chiaro che, come diceva il prefetto onorevole senatore Raffaele Lauro, la politica decide in questo modo perché un terzo è indifferente, non gli interessa niente, un terzo è oh mamma, adesso mi sfugge, un terzo è implicato, che sono quelli che fanno, e un terzo è ignorante. Quindi ci sono 2/3 di società civile che devono assolutamente essere attivati per non consentire al terzo implicato di fare esattamente quello che sta succedendo in questo periodo. E io vi lascio con suggerimenti di lettura, me ne sono dimenticato uno, ma ve lo dico verbalmente. Questi sono 3 testi, ce ne sono molti altri. Allora, Rocco Sciarrone, Esposito e Picarella, in questo volume Il gioco d'azzardo, lo Stato e le mafie, documentano come non è affatto vera la retorica che il gioco d'azzardo legale ha, come dire, cancellato il gioco d'azzardo illegale, anzi testimoniano con ricerche serie che è proprio il contrario. L'azzardo legale favorisce l'azzardo illegale all'interno del gioco d'azzardo legale. Poi un classico di Natasha Douchul, Architetture dell'azzardo, un testo magnifico, non si trova più, ma se scrivete all'editore vi manda il file in PDF e ve lo fa avere. E poi quest'altro testo, Limitare l'azzardo, gioco, scienza e politiche pubbliche, che di nuovo punta il dito sulla necessità di occuparsi di questo fenomeno. E poi, parlando invece di una storia o un insieme di storie che vale la pena di leggere, è il testo di Alessandra Limetti, è un romanzo che però parte da storie vere, che si intitola A perdere, un gioco senza amore, e questo si trova. Ed è proprio un bel libro che racconta la storia della compagna di un giocatore d'azzardo. Ecco, poi io
vi lascio tutti i miei contatti qualora insomma aveste delle domande, delle questioni, e appunto vi ho portato un po' di copie del libro che ho scritto con Umberto Folena ancora nel 2020. Le potete prendere gratuitamente, se pensate che ci sia qualcuno a cui potreste donarlo, prendetela, perché l'abbiamo scritto nel periodo del Covid, ma proprio per dire: c'è una pandemia che è il Covid, ma c'è un'altra pandemia che è quella dell'azzardo, che sembra meno importante, in realtà così non è. E qui chiudo l'intervento ricordando quello che alcuni nostri pazienti ci dicevano nel periodo del Covid, e cioè: era tutto chiuso, vi ricordate? Tremendo, abbiamo tutti subito, no? Il lockdown, i negozi chiusi, non si poteva andare da nessuna parte, e alcuni di questi pazienti che giocavano fisico dicevano: finalmente mi sento sollevato perché non sono sollecitato dalle offerte d'azzardo, sono libero in un periodo di pandemia. Ecco, ve la dice tutta la gravità di questa pandemia a cui tutti quanti siamo, come dire, osservatori ma silenziosi. E io qua mi fermo. Il libro a cui fa riferimento la dottoressa è qui disponibile per tutte le persone che ne desiderano una copia. Veramente la ringraziamo per questo atto di generosità. Ce ne sono delle copie non solo per le persone presenti questa sera, ma anche per i prossimi incontri. Ne ha portati molto. È questo perché il gioco d'azzardo rovina l'Italia, e quindi da qui poi è stata tratta anche la storia che ci ha letto prima. E lascio la parola alla dottoressa Fiorin per un commento e una prima domanda. Ringrazio anch'io per, così Daniele, hai parlato di cornice, ma come dire, hai fatto anche degli affondi così interessanti che possono anche effettivamente dare una corretta preoccupazione, no? Facendo questo volo anche storico, no? Per cui nel 2000 non avevamo una certa realtà di gioco, oggi non solo abbiamo un gioco fisico che è ripartito, ma abbiamo la rete, quindi il gioco online, che è una rete diversa dalle reti familiari, dalle reti delle relazioni, ma pur sempre una rete che dovremmo tenere presente, per cui ben vengano questi siti dove trovare tutta una serie di informazioni anche a quei familiari che non sanno dove recarsi o dove chiedere aiuto. Anche nella rete nostra abbiamo tutta una serie di informazioni che ci possono aiutare per fare i primi passi e chiedere aiuto. La cosa curiosa, ma solo per dare un po' di sollievo anche alla serata, no? Perché gli affondi sono stati documentati sicuramente da una letteratura interessante, ma che anche attraverso i video, se pensiamo un po' agli occhi di questi bambini, un po' a questa attesa fuori dalla scuola, eccetera, ci rimane un po' di pesantezza, no? Di questi eventi. No, dicevo, a me è capitata una stessa cosa però dell'incidente, nel senso che io ho soccorso una persona che era a terra sempre con questo spirito, no? Non sono solo i medici, ma voglio dire, chi lavora in certi settori ha certe attenzioni, e poi mi sono trovata appunto con la porta aperta della macchina, identico esempio, ma per fare solo... Allora, la cosa che io trovo interessante è il concetto di vincolo come familiare, come relazione, come possibilità che se un mio familiare ha un problema sento questo vincolo, però anche vincolo al contrario, no? Dove noi per
vediamo molte famiglie che vincolano il futuro dei figli perché il danno, quello che abbiamo citato nelle ultime slide, il danno soprattutto finanziario, vincola il futuro della propria famiglia, della progettualità dei figli che crescono e per certi aspetti mi verrebbe da dire che questo vincolo, ahimè, dura molto di più della soluzione o del blocco del comportamento d'azzardo. Allora io credo che i nostri servizi, chi lavora nell'ambito delle dipendenze, in primis appartiene a quel 30% di persone o di popolazione che comunque è consapevole, perché lo svolge ogni giorno, di questi aspetti di danno. Però mi chiedevo se altrettanto potevi soffermarti sui tipi di interventi che possiamo dedicare per una volta solo, lasciando quindi fuori la giocatrice o il giocatore, ai familiari. Cioè, quando noi sappiamo che ad ogni giocatore abbiamo 7 membri, familiari, vicini, amici, eccetera, coinvolti. Ecco, che tipo di attenzione noi potremmo dare a queste persone? Questa è la domanda. Una seconda domanda che mi permetto di dire che c'è insomma, il vento è cambiato, abbiamo dato 2 dati verso la fine del tuo intervento. Il governo è impegnato a rivedere tutto il sistema dei giochi, però lo fa senza, per certi aspetti, tra virgolette, i tecnici o i clinici o chi magari ha le mani in pasta. E d'altro canto però è anche vero che l'Italia è sempre stata molto, non solo attualmente, anche in passato, voglio dire, restia a fare delle politiche di gestione dei fenomeni di dipendenza. Su questo mi chiedevo, l'associazionismo, di cui appunto AND fa anche parte come associazione, eccetera, può promuovere una sensibilizzazione rispetto alla popolazione. Perché un po' di speranza la dobbiamo dare. Allora, dimmi se vuoi che parto dalla meno speranza verso la più speranza. No, dalla meno. Ecco, sul discorso della sensibilizzazione sono d'accordo. Il problema è che è un po' prendere il mare con un cucchiaino. C'è uno squilibrio enorme di risorse e di potere. Cioè, banalmente, sebbene ci siano tutte le competenze per poter dare comunicazioni corrette, e si potrebbe fare, manca l'energia e le risorse per farlo. Cioè un qualsiasi concessionario ha stuoli di addetti stampa, uffici con 40 persone che leggono tutto quello che c'è da leggere e sono pronti subito a reagire il giorno dopo con un'uscita se qualcuno dice qualcosa di sbagliato. Ecco, io credo che questa strategia è una lotta impari. Quindi non so se ci sono delle altre modalità. Ecco, una cosa che ci faceva riflettere è che
escono degli articoli su stampa, anche molto duri, penso ad alcuni articoli di Avvenire, del Fatto Quotidiano. Poi con Rolando De Luca parlavamo e dicevamo, ma guarda un po', siamo andati a vedere quello che veniva scritto 20 anni fa o 15 anni fa e quello che è scritto adesso è esattamente la stessa cosa, cambiano i dati, sono molto più eclatanti, sono molto più agghiaccianti, però la narrativa non ha scontato niente, eppure è stato, come dire, sembra di nessun tipo di effetto. Ecco, quindi forse si deve ragionare se c'è un altro modo di comunicare. Questa è la domanda che anch'io mi pongo, anche se, ripeto, se tu ti trovi di fronte a un'armata con 2 miliardi di potenze belliche e sei l'armata Brancaleone, devi anche avere un minimo di senso di realtà e dire ok, cioè questo non vuol dire che non lo faccio, però ridimensiono la mia aspettativa sul risultato. L'altra cosa invece sui familiari, sono contenta che la chiedi perché è un dovere, io credo, proprio per quello che dici tu, che questo danno vincola il futuro delle nuove generazioni in maniera imponente, quindi è un dovere intervenire. Non tutte le regioni e non tutti i servizi consentono un intervento rivolto ai familiari, soprattutto non tutti consentono un intervento specialistico di personale competente rivolto ai familiari dei giocatori. Quindi credo che punto 1 sia questo che dicevi, cioè fermarsi e pensare a un modello di risposta per i bisogni dei familiari dei giocatori, non dei bisogni dei giocatori. Quindi già questo mi sembra il primo passaggio non scontato, proprio per proteggere il più possibile, per cercare di fare prevenzione verso la devastazione delle nuove generazioni. E ci sono dei bei modelli che pongono al centro i bisogni dei familiari dei giocatori. Mi viene in mente il modello dei 5 Step, che è un modello che appunto prende origine dalla Gran Bretagna, Orford e collaboratori, ma non inventa niente di particolare. Paradossalmente l'ascolto, l'informazione, la conoscenza, perché badate, il vivere una situazione di contiguità con un giocatore non vuol dire che io so come funziona, ad esempio, la patologia, e non vuol dire che io so come difendermi, come proteggermi. Spesso quando applichiamo questo metodo, la risposta dei familiari è: per la prima volta sono stato ascoltato per i miei bisogni. Devo dire che anche i familiari a volte fanno un po' fatica a decentrarsi da questi bisogni, perché hanno questa grande aspettativa, anche legittima, di portare il pacco da aggiustare e sperare che qualcuno glielo aggiusti e che in quel modo lì le cose si sistemino. Però lasciare spazio all'ascolto, al poter dire ok, parliamo delle situazioni stressanti che vivi tutti i giorni, comincia a essere un modo per entrare in una relazione positiva, e poi anche a fare un cammino e sentirsi supportati e sentirsi non soli, perché è chiaro che questo diminuisce lo stress, diminuisce il logorio fortissimo che sperimentano le persone che vivono quotidianamente con un giocatore, e evidentemente non può che portare beneficio, ma non può essere lasciato al caso. Ci vuole una norma sanitaria che dica: queste persone hanno bisogno di questi interventi, e anche interventi, ahimè, sul piano finanziario. Cioè, qui non dimentichiamoci che uno degli impatti grossi che ha questa patologia è proprio sulle finanze, per cui, come dire, io posso fare anche una meravigliosa psicoterapia alla mia moglie del giocatore, ma se poi gli vengono a pignorare la casa, capite che la sua ansia non può essere sotto controllo per forza di cose. Quindi bisogna far andare di pari passo il supporto concreto
nelle cose pratiche, che dà sollievo comunque, perché si trovano di fronte a cose che cavoli non si sa come gestire, fino ad arrivare a cose invece più intime, più profonde, più come dire, difficili, ma che sicuramente compromettono la stabilità emotiva della persona e quindi anche la sua salute. E ci sono, rispetto a questo, glielo chiedo perché ci stanno arrivando delle domande anche da casa, ci sono rispetto a questo delle buone prassi che sono già diffuse? Sui familiari? Sì, ma soprattutto sui bambini, perché lei ha portato 3 contributi che sono uniti da questo filo rosso, tutti e 3, e ci ha aperto una riflessione molto importante. Ma c'è già qualcosa di strutturato, c'è un'attenzione specifica? In Italia direi di no, ma è molto difficile il tema, perché molto spesso noi abbiamo provato a pensare a dei progetti specifici soprattutto per i figli dei giocatori e dei familiari che erano nei nostri gruppi, quindi persone che erano già in trattamento. Devo dire che è molto difficile riuscire ad agganciare questi bambini, perché molto spesso le coppie hanno paura di rivelare. Molto spesso c'è questa narrativa di dire ma noi siamo in grado di tenere un po' tutto sotto controllo, non si vede, eccetera. Quindi io credo che siamo indietrissimo su questo, che c'è un grande bisogno. Sicuramente credo che è un tema di salute dei bambini che andrebbe posto all'attenzione di chi di bambini si occupa già, quindi sicuramente insegnanti, educatori, pediatri, questo sicuramente, però è tutta una strada arduissima da costruire ancora. Sì, perché la narrativa poi riguarda anche i bambini stessi che devono in qualche maniera proteggere. Assolutamente, ci sono delle dinamiche pazzesche. È chiaro che abbiamo parlato dei bambini, ma i figli in generale, quindi possono essere bambini, possono essere preadolescenti, possono essere adolescenti, possono essere giovani adulti, possono essere anche adulti richiamati all'interno delle famiglie di origine con compiti di cura. È veramente come dire, un danno che vincola il futuro, perché impedisce una evoluzione. Ecco, io ricordo a proposito di questo, come esempio, ma lì era una ragazza di 20 anni che era in gruppo, il padre non voleva venire in gruppo e lei raccontò con grande sofferenza la sua storia di danneggiata, perché nella sua famiglia si regalava il battesimo, il compleanno, a Natale, sempre la busta. Era una famiglia che funzionava così e quindi queste buste erano state messe tutte dentro una cassaforte in casa che per lunghissimo tempo non era stata toccata mai da nessuno, perché il padre non è che è stato un giocatore da sempre. A un certo punto ha cominciato a giocare, ha avuto una vincita, gli è piaciuto, ha pensato che poteva... E che cosa è successo? A un certo punto questo papà ha fatto fuori totalmente tutti i risparmi che erano stati messi da parte come doni per questa ragazza che dovevano essere la sua dote per studiare. Lei voleva fare l'ostetrica, in realtà quando è andata per prendere questi soldi erano spariti e lei, ricordo ancora davvero le sue parole, disse: io sono l'unica ventenne che ha dovuto iscriversi a un corso di OS perché non ha potuto studiare quello che avrebbe voluto. Con me ci sono le badanti rumene, ci sono le anziane, ci sono le extracomunitarie, dice non per questo che mi fanno schifo loro, però quale ventenne si iscrive al corso di OS? Quella che non può fare l'ostetrica perché suo papà ha giocato tutti i soldi che servivano per la sua laurea, e questo è il danno che vincola il futuro. Lo spazio per un'ultima battuta ce l'abbiamo, perché lei ha parlato dell'indifferenza della rete e allora alcune persone ci stanno scrivendo: sì, ma qua tra le varie difficoltà c'è anche quella di dire: ma io che cosa posso fare, come posso essere invece parte di una rete sensibile? Quindi so che non è un tema da poche battute. No, però... perché infatti una delle slide di prima, cioè cosa possiamo fare, Allora, io veramente sono un po' sconsolata perché temo che sia un problema politico,
Quindi l'individuo deve probabilmente richiamare i politici col proprio voto a far diversamente. Non so come si fa a livello locale, cioè adesso stanno discutendo, no, la storia del riordino, ma la passerà, nel senso che ci saranno di nuovo giochi d'azzardo in prossimità dei luoghi sensibili, perché alla fine le regioni si metteranno d'accordo, no? Addirittura i posti certificati, che non si capisce come un posto in concessione debba avere, come dire, un'ulteriore certificazione, allora gli altri che pure hanno una concessione non devono essere certificati. Allora ai certificati non gli chiediamo nessuna distanza dai luoghi sensibili, cioè siamo veramente nei matti. Allora io non so come si inverte questa tendenza. Non so se posso dare una prova, risposta, sì. ma più che altro perché ecco, il territorio veneto, che comunque è stato uno degli che ha fatto uscire una legge regionale rispetto ai corsi dei gestori che attualmente sono ancora in essere e c'è l'obbligatorietà. Allora i gestori dovrebbero in qualche modo seguire dei corsi in una piattaforma online per creare quella sensibilità condivisa rispetto alla eventuale segnalazione di giocatori che si accorgono, ok, che stanno giocando o tanto tempo o tanto denaro, eccetera, eccetera. Ci sono questo attraverso appunto le politiche più vicine a noi, può essere il comune, può essere la regione, eccetera. Certo è che anche qui il panorama rispetto legislativo è cambiato, soprattutto in Italia, in modo particolare in Italia, e come dire, a mio avviso era anche un po' questa la domanda sull'associazionismo. Ci sono delle associazioni, per esempio le associazioni per le famiglie, le associazioni per i consumatori, eccetera, che già segnalano queste difficoltà. E sono cioè sono delle comunicazioni mediate alla quale comunque io credo che tutta, ma non tutta la politica, perché in questo momento, anche prima, lo ribadisco, devono interloquire, perché sono comunque dei movimenti di protesta. Mi viene in mente, non so, l'Associazione delle Famiglie dell'Handicap. Ecco, tocchiamo no, il budget sanitario per l'handicap e c'è un'insurrezione, no? Ecco, perché? Perché il diritto alla salute deve essere garantito a tutti i livelli, anche alla clinica delle dipendenze. Quindi su questo io sono più, ecco, un po' più speranzosa, dicevo prima, perché? Perché bisogna lavorare invece, interloquire. Sì, sono industrie importanti, eccetera, però noi abbiamo comunque un dato scientifico che ci viene di aiuto, molto. Sì, quindi non solo la sensibilità individuale, ma anche la possibilità di fare massa critica. Certo, e questi eventi servono a questo, cioè io sono molto grata all'US6 e ho caldeggiato, ammirata anche di quello che in queste 3 edizioni è stato possibile fare, perché c'è un movimento di onda in seguito a questi eventi. È vero, questo è indubbiamente uno degli obiettivi del festival, quindi la ringraziamo per questa sottolineatura che apprezziamo molto. Ringraziamo quindi tantissimo la dottoressa Fiorin per la sua partecipazione qui, per i preziosi contributi. Ringraziamo moltissimo la dottoressa Capitanucci anche per la generosità di questo regalo che lascia alle persone che presenzieranno in questi giorni e la ringraziamo ovviamente per il suo contributo a Cambio Gioco. Grazie veramente tanto.
Ricordo alle persone che ci stanno seguendo da remoto che il festival ovviamente continua. Questa sera alle 20:30 ci sarà un incontro dal titolo Ritmo, equilibrio e salute, la chiave per una vita più consapevole, con la dottoressa Antonella Viola. Quindi vi aspettiamo, potete sempre trovare tutte le informazioni necessarie sul sito www.cambiogiocouls6.it, e con questo UL6 Euganea di Padova vi ringrazia e vi dà appuntamento ai prossimi incontri di Cambio Gioco. Buona serata.